Allora, innanzitutto vi saluto, vi do il benvenuto. Io sono un giornalista, mi chiamo Stefano Vietina e mi occupo di tante cose, mi sono occupato anche delle problematiche che affronteremo quest'oggi. In particolare, come avete visto dal programma, qui parliamo di hotel e sviluppo, quindi partiamo da un problema concreto che è quello, come poi i nostri esperti ci diranno, che è quello dell'adeguamento delle strutture alberghiere, per parlare e allargare poi il ragionamento a quello che è un problema che riguarda tutta la nostra area, che è quello dello sviluppo turistico. E quindi su questa linea avremo vari interventi, ma direi che prima di tutto diamo la parola al padrone di casa, che è Oscar De Bona, presidente di Longarone Fiere, per un suo saluto. Grazie Stefano. Ieri qui abbiamo inaugurato questa 8ª edizione e ho ricordato come, oltre che a ringraziare gli espositori e i marchi aziendali che sono presenti in questa occasione e tutto il personale della fiera, ho ringraziato alcuni soggetti che da diversi anni ci danno una mano per riempire anche il palinsesto di questi 4 giorni. E tra questi ho parlato di Cortina Style e dell'Associazione Albergatori di Cortina, ma di Cortina Style in particolare perché da quando abbiamo iniziato questa bellissima avventura dell'Expo delle Dolomiti Patrimonio dell'UNESCO, abbiamo avuto modo con la Ambra, con Luca, con tuo fratello, con Pier, di ragionare su una collaborazione che portasse anche un qualcosa di nuovo all'interno delle esposizioni tradizionali. E sono venute fuori diverse idee e da quella prima collaborazione poi ne abbiamo fatto una seconda e adesso siamo anche a questa. Il tema è di forte attualità. È vero che il nostro paese è un paese in cui le proroghe non si sanno mai quando finiscono e nel settore specifico di oggi il tema diventa ancora più interessante perché ormai penso che sia difficile continuare a rinviare. La scadenza c'è e la novità qual è? La novità è quella di un gruppo di professionisti che propone un'idea, che ci ha ragionato sopra, che ha fatto un investimento, che ha collaborato con il comando dei Vigili del Fuoco provinciale, ringrazio il comandante per la sua presenza, e sta cercando di offrire dei servizi. Vedo che c'è anche qualche responsabile degli istituti di credito. Ieri, parlando della crisi di questo settore, abbiamo avuto qui ospite il presidente nazionale dell'ANCE, che si è anche complimentato con una piccola realtà come la nostra, è riuscita a riempire anche questa edizione. Ho detto che quello che va rafforzato, ed è quello che io personalmente, ma penso a nome di tutti, ci auguriamo, è che il governo prossimo copra anche quel vuoto oggi che c'è per quanto riguarda le linee di credito agevolate. Perché se oltre che al servizio che oggi qui voi avrete modo di vedere, loro propongono, avere anche la possibilità di linee di credito intelligenti sulla ristrutturazione, sul restauro, sull'adeguamento alle norme, come in questo caso, diventa veramente un veicolo con una grande possibilità di far ripartire l'economia. Ringrazio anche Vittorio Zampieri, Presidente di Union Fidi, per la sua presenza e ringrazio anche, ci sono candidati qui alla Camera o al Senato per le prossime elezioni? Roberto, grazie Roberto perché tra ieri e oggi sei l'unico che si è presentato e allora io dico quelli che si presentano hanno sempre ragione. Grazie. Grazie a tutti, non voglio allungarla perché so che ci sono tanti che devono parlare, vi ho portato però una piccola sorpresa, un omaggio che il Presidente di Casa Concept ieri ha già avuto modo di sentire e di ascoltare. Abbiamo la poetessa Loredana Prabaldi, poetessa ladina, che vi leggerà delle poesie che ha scritto appositamente per questa edizione di Costruire. Grazie. Grazie, leggo volentieri queste 2 poesie che dedico ad Ambra, che è così
legata a questo nostro territorio e anche così brava e piena di entusiasmo. È una poesia sul decostruire. Percorrere sentieri tra case di legno, luce che filtra fra le travi, tavole grigie di pioggia e di sole, sgocciolare di neve dai tetti di scandole, paesaggio dell'anima che ritorna ad antiche armonie, come rondine al nido intrecciato col becco. Passare da una periferia ad un'altra, città uguali in ogni angolo della terra, scatoloni di cemento a contenere umane formiche. Gli occhi hanno perso la luce della bellezza nelle notti di nebbia e di spot colorati. Nasceranno generazioni con il gusto di decostruire e riedificare euritmia di pensiero e cuore? È una poesia d'amore di costruire nel mio dialetto ladino. Andò Zione a scale fonde della nostra casa, a Ciamber, in tel pradi mie vege che è bun legittima. Tiraron fura dalla cade le pire, dalla cade i sasturchin, posaron in te calchera la cauzina. Faron fenestre grande otade a mezzodì perché gli occhi non perda neanche il raggio del sol. Tagliaron i fagher piaut per fai traf e la col del quert, andò scrie al mediese. Squerdaron la nostra coa de scandole in dorade dell'ares, casa de sas e carezze, casa de len e fadighe, casa de fum e allegria. Ti te saguardia di dì che negun vent al daer delle porte. Ti te sentinella de not per affrontà tutte le paure. Mi sarai al gustos da magnà, al fuoc del fogher. In testa casa, dalle fonde segure, nascerai nos fioi, arleai dal caut del nost ben. Bene, grazie a Loredana Prabaldi e iniziamo appunto il nostro incontro che come avete visto è promosso dall'Associazione degli Albergatori di Cortina e da Cortina Style. Darei la parola quindi innanzitutto al presidente dell'Associazione Albergatori di Cortina. Ecco, prima da Ambra, allora, che farà lei la presentazione. Soltanto per ringraziare veramente tutti per essere qui oggi, un grazie speciale anche a Loredana che ha portato un po' di leggerezza e di poesia in un argomento così tecnico. Volevo solo ringraziare tantissimo l'Associazione degli Albergatori di Cortina perché ha creduto e sta credendo insieme a noi in un grande progetto di rete che speriamo di portare avanti insieme a tutti voi. Tutto qua. Buongiorno a tutti. Dunque vi voglio spiegare in due parole il perché l'Associazione Albergatori ha ritenuto appunto di far intervenire una serie di professionalità, perché in questo momento gli alberghi devono avere una serie di rinnovamento e ammodernamento. Ci siamo chiesti chi poteva fare questo, ci siamo rivolti nel territorio e abbiamo trovato in Cortina Style una risposta, in quanto ci sono molti aspetti da affrontare e molte volte i nostri associati non sono in grado, per via anche del tempo, di seguire tutti gli aspetti dell'impresa. Fare impresa in questo momento è molto difficile, inutile che vi dico il motivo. Il problema è questo, che parlando un po' a livello globale, Cortina e non solo, sento di dire anche tutta la provincia di Belluno, ha un territorio bellissimo, un territorio che non è valorizzato, un territorio che però appartiene alle Dolomiti. Dolomiti in questo momento sono anche Dolomiti UNESCO, è un concetto molto importante che dobbiamo valorizzare, dobbiamo, vero Gildo, lavorare insieme per proporci meglio, perché fino adesso questo non è stato fatto. Tornando poi al problema del singolo albergatore, che è quello che appunto è affrontare le 1000 problematiche, fra le problematiche più impellenti
è l'adeguamento alla normativa antincendio. Normativa che arriverà a termine col certificato incendi al 31/12/2013 e grazie ad esempio, devo ringraziare, non lo vedo adesso, Fabiane, abbiamo fatto una proposta appunto al comando dei Vigili del Fuoco di Roma di paragonare le strutture alberghiere bellunesi, Dolomiti UNESCO, a appunto degli edifici che hanno determinate caratteristiche particolari. Noi abbiamo costruito queste case in legno, le abbiamo foderate in legno e chiaramente adesso ci troviamo una normativa che ci dice che il legno non va bene. Chiediamo di essere considerati, chiaramente nell'ottica delle leggi, non vogliamo aggirare la normativa, ma riuscire ad aprire un tavolo in cui possiamo ragionare insieme a tutti, sia Vigili del Fuoco, consulenti antincendio e chiaramente, visto che ci troviamo a rinnovare le strutture, tutte le strutture, dovremo anche fare un passo in più, pensare di ammodernarle, renderci più competitivi verso il territorio dell'Alto Adige o del Trentino, fare una visione, appunto un'analisi anche finanziaria, analisi che servirà poi a richiedere finanziamenti. È per quello che è anche giusto che gli istituti bancari del territorio ci seguano in questo percorso. Quindi io passerei la parola a Gildo. Grazie Gerardo. Per chi non lo conosce, lo presento, ecco, anche per avere poi una scaletta definita dei nostri relatori. Gildo Trevisan, presidente di Federalberghi di Belluno. Prego. Grazie a coloro che hanno organizzato questo evento. Io pongo una riflessione. È normale che nell'ambito delle fiere ci siano questi seminari, ma è particolarmente significativo che in questo seminario ci sia proprio Cortina d'Ampezzo, che è sicuramente la meta più importante, la destinazione turistica più importante, che esce da Cortina d'Ampezzo e si rende disponibile e si propone assieme agli altri, coinvolgendo gli altri, per risolvere problemi che sono trasversali a tutta la provincia di Belluno. Quindi un ringraziamento a Gerardo, un ringraziamento ai tecnici, alla signora Ambra e a tutti coloro che hanno voluto fare questa manifestazione. Io spesso paragono la competizione economica a una gara di Formula 1 dove per vincere ci sono tanti fattori che devono lavorare in sincronia e ai massimi livelli. Per vincere una gara di Formula 1, intanto vincere bisogna essere fra i primi, perché se si è dopo il terzo, arrivare dopo un minuto o dopo un'ora non cambia niente, ma per vincere una gara di macchine da corsa bisogna avere pilota, bisogna avere assetto, bisogna avere benzina, bisogna avere una squadra corse, bisogna avere strategia, ma bisogna avere anche sicurezza. Un problema che è stato affrontato anche nelle macchine di Formula 1. Questo per dire che anche nel settore alberghiero, anche nella competizione economica degli alberghi, non possiamo vedere la sicurezza come un momento a sé, ma dobbiamo inquadrarla in una competizione economica dove l'eccellenza non va solo in una direzione, perché se noi abbiamo una macchina da corsa sgangherata e vogliamo competere, sì, possiamo applicare concetti di sicurezza, ma la competizione comunque la perdiamo. Quindi è assolutamente necessario che nella competizione si affronti il problema, sicuramente in primis nella sicurezza, ma voglio dire ai Vigili del Fuoco che il patrimonio alberghiero è il nostro patrimonio. Quindi noi siamo particolarmente orientati e attenti a quello che potrebbe succedere, perché il nostro patrimonio è l'albergo. No? Quindi stiamo molto attenti al fatto di non perderlo in un incendio e siamo anche molto consapevoli delle responsabilità che ci sono qualora si verificasse l'evento negativo.
Quindi siamo consapevoli e diamo molta importanza, e anche il mercato dà molta importanza alla sicurezza, perché non va dimenticato, e fortunatamente questo non accade troppo frequentemente, ma accade, che i tour operator internazionali prima sono corresponsabili come agenzie, come qualora si verifichi un evento dannoso, e hanno portato i loro clienti in strutture alberghiere dove la struttura era priva di un certificato antincendio. Quindi chi vorrà lavorare e competere nei mercati internazionali dovrà per forza essere in regola con le normative antincendio. Ovvio quindi, da questa premessa, che la competizione e la riqualificazione dei nostri standard anche di sicurezza passano attraverso una riqualificazione complessiva dell'azienda. Dobbiamo migliorare gli standard per riuscire a competere meglio e dobbiamo elevare gli standard della sicurezza. Pongo però una riflessione soprattutto a coloro poi che diranno se le nostre aziende sono a norma o non sono a norma. Me ne intendo poco, ma a furia di dai siamo un po' tutti degli esperti in materia. Io dico che non ha un grande senso avere tutte le tecnologie e tutti i parametri di sicurezza se poi l'albergatore non è preparato qualora accada l'evento negativo, e quando dico albergatore non solo l'albergatore ma anche i propri dipendenti, a cosa fare e in quali tempi intervenire al fine che la gente scappi in fretta dai luoghi dove si sta verificando un incendio e che possa intervenire immediatamente con... Ecco, noi abbiamo fatto i corsi, ma io direi che questa azione noi dovremmo, come Associazione Federalberghi, formare di più e rendere maggiormente consapevoli che l'albergatore non può non prendere in considerazione che l'evento potrebbe verificarsi. E in effetti, e chiudo questa parte e lascio la parola agli altri, sarebbe molto bello, oltre che al corso che abbiamo fatto, pensare di fare una simulazione di incendio in una struttura alberghiera dove tutti gli albergatori sono clienti. Facciamo un gioco, magari ci divertiamo, facciamo anche una bella cena prima, invitiamo la banca, invitiamo Union Fidi, invitiamo il Vigile del Fuoco e poi simuliamo un incendio. E poi vediamo come si comporta l'albergatore e poi vediamo come si comportano anche i clienti. Cioè, intendo dire, e chiudo, che alla fine dobbiamo essere consapevoli che noi dobbiamo effettivamente, siamo i primi tutori della sicurezza oltre alle tecnologie e quant'altro. Sono pienamente d'accordo con Manaigo che i nostri alberghi sono alberghi particolari e noi siamo sinceramente stanchi di essere considerati dalla legge italiana in un modo quando esistono altre realtà molto vicine a noi che purtroppo per deroghe o per specialità loro possono, correggetemi se c'è qualcosa di errato in questo, possono andare in difformità a normative, perché ricordiamo che il mercato è uno solo e inseriti in un unico mercato noi gradiremmo che le regole e che partissimo tutti dagli stessi blocchi di partenza. Grazie. Grazie, non ho benissimo, ottimo nei tempi Gildo Trevisan che si richiamava alle regole, quindi chiamerei qua il comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno, ha scritto Luongo, diamo a lui la parola così ci spiega qual è al momento la normativa. Grazie di cuore. Adesso con il tecnico cerchiamo di aprire la presentazione e io ringrazio sicuramente gli organizzatori di questo evento, Cortina Stella, l'Associazione degli Albergatori e Longarone Fiere che ci ospita, perché ci dà un'opportunità in più di parlare di questi temi, i temi in particolare della sicurezza che stanno sicuramente a cuore a noi pompieri, che stanno a cuore, sì, credo di sì. Se lo mette sì. In visione. Stanno a cuore ai pompieri, dicevo, i temi della sicurezza, stanno a cuore ai nostri clienti, ai clienti che fruiscono delle strutture alberghiere e, come diceva il presidente dell'Associazione Albergatori, stanno soprattutto a cuore i temi della sicurezza ai titolari delle attività.
Io devo ringraziare veramente il Presidente per il suo intervento. In parte mi ha un po' rubato il lavoro, perché con questa idea geniale, oserei dire, cioè di mettere in campo direttamente i titolari dell'attività, molti di voi già lo fanno, molti di voi già lo fanno, ma cioè l'idea di mettere in gioco se stessi e mettersi alla prova, no, a gestire una eventuale situazione di emergenza, credo che sia l'esempio più importante, l'attività più importante da fare per attivare quel processo di cambiamento, e qui uso una parola, sottolineo una parola che era nelle note della presentazione del convegno, del cambiamento che deve essere un cambiamento culturale, un modo d'approccio a questi temi, cioè vedere questo processo di adeguamento alle norme, questo obbligo di adeguamento alle norme come un'opportunità di rivedere il mio albergo in senso generale, e per raggiungere gli obiettivi di offrire una ospitalità turistica, un prodotto turistico, come diceva il Presidente, adeguato a livello di altre strutture sul territorio, ormai non solo più nazionale, ma sul territorio mondiale. Solo una piccola parentesi: molti di voi sapranno che le grandi catene alberghiere americane, quando costruiscono o prendono in affitto, in locazione un albergo in Italia, pretendono che l'albergo sia realizzato con gli standard di sicurezza americani. Per esempio, per farvi un esempio pratico, pretendono che negli alberghi ci sia l'impianto di spegnimento automatico dappertutto, cosa che in Italia non è previsto. È un po' esuberante sicuramente, però gli americani sapete come sono un po', come dire, schematici, un po' rigidi. Mentre da noi, io parlo poi da tecnico, da colui il quale andrà, come dire, a verificare, ma a condividere con voi un percorso di adeguamento, perché poi le sfaccettature e i casi particolari sono infiniti, e noi ci accontentiamo di qualcosa meno. E allora io faccio una rapida presentazione premettendo come mai siamo arrivati fin qui, perché siamo arrivati fin qui oggi. E ho definito questa prima slide il lungo cammino degli adeguamenti antincendio, perché in effetti è stato un lungo cammino. Noi partiamo da una norma specifica sulle attività ricettive del 9 aprile del 94. Nel 94, quindi nei primi anni 90, lo Stato italiano ha dettato una serie di misure per attività nuove ed esistenti, per le quali ci si doveva adeguare entro il 2002, dando un termine di 8 anni per l'adeguamento. Ci si è resi conto, in maniera molto opportuna, che questa norma era un po' troppo rigida, un po' troppo severa, soprattutto per attività esistenti, tanto che dopo 10 anni circa, nel 2003, in collaborazione con l'associazione di categoria, l'amministrazione centrale, il Ministero dell'Interno, ha fatto una modifica alla norma base, questo decreto del 6 ottobre 2003, in cui prevede, e lo sapete bene, abbastanza bene, sicuramente gli addetti ai lavori lo sanno, prevede tutta una serie di misure alternative per le attività esistenti dove non riesco a raggiungere certi requisiti strutturali. Misure alternative che danno molto spazio alla gestione, cioè alla presenza di persone particolarmente informate e formate, che possano sopperire a una carenza strutturale e sulle quali bisogna lavorare. Dopo questa norma, come sappiamo, il governo ha ripetutamente prorogato i termini di adeguamento, e quindi fino ad arrivare a una legge del 2012 in cui l'attuale governo ha detto stop. Prorogando, io spero per l'ultima volta, al 31 dicembre 2013 di quest'anno,
i termini di adeguamento per tutti quegli alberghi però che fossero ammessi a un piano straordinario di adeguamento, cioè che dimostrassero di avere un minimo di requisiti antincendi. E questo piano si chiama Piano straordinario biennale di adeguamento, in cui le disposizioni sono poi riportate in questo decreto ministeriale del marzo 2012. Ma perché è uscito questo piano straordinario di adeguamento? Perché l'Europa nel 2010 ha attivato una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana, dicendo che, notando che lo Stato italiano, nonostante avesse una norma sugli alberghi del 94, ha prorogato una lunga serie di proroghe, si sono susseguite, e quindi stando a significare la volontà da parte del legislatore di procrastinare quasi all'infinito l'applicabilità di queste disposizioni antincendio. E allora fondamentalmente il ragionamento è stato: se tu c'hai una norma e a livello europeo c'è una disposizione generale che stabilisce valutazione del rischio e misure adeguate per tutti i luoghi con lavoratori dipendenti, devi in qualche modo applicare la norma che ti sei data. E quindi per evitare questa procedura di infrazione lo Stato, il governo italiano, ha emesso quella legge e quel decreto ministeriale per ammettere, diciamo, per consentire l'adeguamento delle strutture alberghiere fino al 2013, entro il 2013. Quindi il piano straordinario che cos'è? Serve serve agli alberghi esistenti alla data del 94 che abbiano un minimo di requisiti di sicurezza antincendio, e serve loro come titolo formale autorizzativo a proseguire l'attività. Qual è lo stato dell'arte in provincia? Qual è la situazione oggi a Belluno? A Belluno sapete che abbiamo circa 400, esattamente le attività che noi controlliamo soggette ai vigili del fuoco sono 389 e sono quegli alberghi che hanno un numero di posti letto maggiore a 25. Di questi 389 oggi solo il 20% ha già la certificazione antincendio o il CPO o la SCIA, quindi ha già realizzato le misure di adeguamento. Questa media è una media in linea con tutta la situazione italiana. Non è che noi siamo più bravi o meno bravi. E ad oggi abbiamo ricevuto in comando circa 100 domande di ammissione al piano straordinario, tutte, come dire, fatte opportunamente, fatte in maniera corretta, mentre un 10% delle attuali strutture alberghiere che noi controlliamo hanno chiesto una riduzione dei posti letto sotto i 26, in modo da non chiedere questo piano straordinario e da dover mantenere comunque la responsabilità di quello che succede lì dentro solo in capo al titolare dell'attività. Ma ora cosa facciamo? E che è il tema del dibattito del convegno di oggi. Ora, riprendendo una parola del convegno, è necessario, insieme ai professionisti, insieme ai tecnici, fare un check-up antincendio delle varie strutture per redigere un progetto che io chiamo per la sicurezza, non un progetto antincendio, un progetto per la sicurezza, in senso lato. E quindi individuare insieme ai tecnici, ai consulenti e anche insieme a noi le misure più opportune di tipo strutturale, ma di tipo anche gestionale, proprio per, come dicevo prima, cercare di compensare alcuni limiti che gli edifici hanno qui da noi e, come dicevamo prima, il problema del legno, dei rivestimenti di legno che in parte, non totalmente, ma in parte sono consentiti e possiamo lavorarci, assolutamente possiamo lavorarci senza, evitando di togliere
queste belle boiserie piuttosto che questi bei controsoffitti che abbiamo negli alberghi bellunesi. E finisco perché quello a cui tengo è proprio il messaggio che voglio trasmettere, perché la sicurezza deve essere un percorso culturale, un processo culturale. Come diceva il Presidente, giustamente, siamo noi iniziando dai titolari dell'attività, dobbiamo pensare sicurezza nelle nostre attività quotidiane, e quindi non subire questo dettato normativo, questo obbligo come un adempimento che poi spesso e volentieri purtroppo succede che sia solo un adempimento di carte. Va bene, fammi la certificazione, piuttosto va bene, faccio questi lavori per arrivare ad avere il CIRP. Il certificato di prevenzione incendi non è un pezzo di carta, è un cambiamento nell'educazione di noi imprenditori che gestiamo un'attività così importante, così importante dal punto di vista economico, sociale, per tutta la provincia, ma direi per tutta il nostro bel paese. Perché, e qui prendo in prestito una fotografia, una protesta dei lavoratori del Teatro La Fenice, e ci sta secondo me proprio bene, quando nei teatri italiani lo Stato aveva ridotto notevolmente, no, le risorse finanziarie da dare ai teatri allo spettacolo, perché dal fuoco comunque si risorge, ma dall'ignoranza, cioè dalla cattiva volontà di cambiare, no, il nostro modo di pensare e di approcciare le cose, non si risorge. Grazie e buon lavoro. Grazie al comandante Luongo che non solo ci ha spiegato qual è la normativa, ma ha anche fatto delle proposte concrete, no? in positivo. Allora vediamo come si possono declinare queste proposte per far sì che ci sia uno sviluppo in questo settore anche partendo dalla normativa attuale. Diamo la parola allora a Ambra Piccin e Luca Menardi Ruggeri di Cortina Style. A te, Ambra. Grazie Stefano. Il comandante Luongo ha fatto un intervento bellissimo, puntuale e che noi condividiamo in pieno come Cortina Style. Noi siamo architetti, siamo i professionisti primi forse che ci incontriamo con i proprietari del mondo alberghiero e che possiamo fungere da tramite insieme a tutti i tecnici che servono per arrivare a un prodotto veramente ottimale. Il comandante ha fatto un'importante affermazione, io questa la voglio ribadire. Come architetto operante su Cortina vi posso dire che in questo ultimo periodo sono stata raggiunta da grossi fondi internazionali o comunque da persone interessate ad investire su Cortina e anche sull'alberghiero, non solo sul residenziale. Questo vuol dire una buona notizia, certamente, però mi trovo spesso a confrontarmi con realtà terribili. Gli alberghi di Cortina, per esempio, che sono quelli che io conosco di più dal punto di vista lavorativo, necessitano di interventi veramente grandi e importanti. È per questo che abbiamo messo insieme questa iniziativa e l'abbiamo condivisa subito, trovando una risposta molto consapevole da parte appunto dell'associazione. Noi oggi abbiamo preparato una serie di pacchetti di check che devono essere fatti assolutamente da ogni struttura alberghiera consapevole della propria realtà e della propria potenza che ha, perché le Dolomiti Patrimonio UNESCO hanno bisogno degli alberghi. Questo deve passare, questo messaggio forte deve passare, altrimenti manca qualcosa. Luca vi racconterà molto velocemente quali sono i pacchetti e poi li vediamo. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui con noi. Sì, io brevemente adesso introduco quelli che saranno i professionisti che dopo di noi spiegheranno nel dettaglio di cosa sono, come sono composti appunto i pacchetti
dei vari settori che noi andremo a proporre. Io vado molto velocemente. Il primo pacchetto che noi ovviamente andremo a proporre è quello per la prevenzione incendi e sarà proposto, spiegato da Roberto Fabiane, dal perito Roberto Fabiane, che subito dopo di noi vi accennerà quali sono le normative e quali sono appunto i percorsi da seguire. Di conseguenza andremo a proporre un check-up strutturale e assicurativo. Gli alberghi sono comunque tutte strutture, come si diceva anche poc'anzi, che possono anche avere una lunga storia alle spalle. Questa lunga storia li ha inevitabilmente trasformati e ha inevitabilmente cambiato la conformazione proprio strutturale. Tutto questo va normato, ci sarà per noi quindi il geometra Pierpaolo, no scusate, ho fatto confusione, l'ingegnere Michele Titton dello studio ITS che spiegherà il discorso strutturale. Ci sarà anche un bel check-up, un bel pacchetto per quanto riguarda l'energy management. Le strutture possono notevolmente essere variate anche dal punto di vista gestionale, quindi dalla gestione proprio dei consumi e dei fabbisogni energetici. Anche qui c'è un discorso molto ampio da poter affrontare appunto col geometra Pierpaolo Andreola dello studio Sintesi. Andiamo avanti con soluzioni per il credito. Ci sono anche molte strade da poter percorrere per poter avere accesso a dei pacchetti di credito, delle soluzioni diciamo per poter avere accesso agli adeguamenti. Quindi con Vittorio Zampredi, vicepresidente della Confidi Filimpresa Veneto, affronteremo anche diciamo, tutto il discorso economico finanziario e andremo a chiudere col dottor Franco Carmelo Lentini che come presidente della struttura ospita ci spiegherà invece la parte gestionale e della programmazione e dell'ottimizzazione appunto gestionale per far capire come gli alberghi si possono approcciare ai nuovi mercati, come il turismo si è evoluto, come diciamo, il cliente vuole l'albergo, perché una cosa è quello che noi fino adesso abbiamo proposto, una cosa è capire come va il mondo, da che parte si stanno diciamo, indirizzando le nuove strutture alberghiere e come appunto poter avere delle possibilità di sviluppo e di evoluzione, assolutamente di evoluzione. Vi ripasso Ambra. Ecco, concluderemo con una proiezione di un evento tipo di come noi concepiamo un Cortina Style Hotel Resort e quindi di come tutti insieme, unendo le sforzi del territorio, e qui ci ricolleghiamo alle imprese locali, agli artigiani locali e a tutte le forze che sono il cuore pulsante della provincia di Belluno e nel nostro caso di Cortina d'Ampezzo, riusciamo a proporre nel mondo degli strumenti efficaci e molto molto accattivanti. Bene, allora diamo la parola al primo esperto, il perito industriale Roberto Fabiane. Ecco, a lei la parola. Buongiorno. Due parole sulla procedura antincendio che è attualmente in vigore. Come si trova attualmente l'albergatore e cosa deve fare per arrivare entro la fine dell'anno ad avere quella certificazione antincendio che gli permette di essere a posto con le regole. Come ha detto prima il comandante dei Vigili del Fuoco, l'architetto Longo, la prima norma efficace è quella del decreto del 9 aprile 1994, modificata successivamente dal decreto del 2003, non dimenticando che nel frattempo c'è un decreto ministeriale del 98 che detta le regole per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. E naturalmente ci ricordiamo che l'albergo è un luogo di lavoro a tutti gli effetti, in quanto, oltre al titolare dell'attività, senz'altro ha dei collaboratori dipendenti. Alla fine dell'anno scorso c'è stata, per effetto della legge 29 dicembre 2011, la 216, un'ulteriore proroga dei termini
entro i quali l'albergatore deve adeguare l'attività ricettiva. Dicono che sarà l'ultima, ma visto i precedenti io nutro dei grossi dubbi. Non questo per dare la giustificazione agli albergatori, non facciamo niente, tanto ci sarà l'ennesima proroga alla fine dell'anno. Ma purtroppo l'esperienza dal 1980, anno in cui è uscita la prima norma antincendio sugli alberghi e sono iniziate da lì le proroghe, arriviamo oggi, alla fine dell'anno scorso, con l'ultima, dicono. Gli albergatori devono attuare alcuni provvedimenti per accedere a un programma di proroga. Questi accorgimenti sono quelli quasi esclusivamente previsti dal decreto legislativo 81 del 2008, sicurezza nei luoghi di lavoro. Che gli impianti elettrici debbano rispondere alla regola non è una norma di prevenzione incendi, ma è una norma di sicurezza generale, prevista dal decreto legislativo dell'81, vedi vecchia legge 626, forse più nota. Difatti, il decreto 16 marzo, che detta le regole per accedere a questa proroga, parla di piano straordinario, di modalità di ammissione, di controlli al termine del piano straordinario e requisiti di sicurezza. Tralascio da descrivere tutte le parti tecniche specifiche per arrivare al punto in cui l'albergatore ha presentato ai Vigili del Fuoco una domanda di ammissione alla proroga con allegate delle relazioni, delle programmazioni. Per adesso ho fatto questo, entro il 31 dicembre di quest'anno, 2013, farò senz'altro tutte le altre cose che le norme prevedono. E cosa dice questa norma? Che dovrò avere le scale di tipo protetto, che dovrò avere sulla sommità delle scale 1 metro quadro di apertura per scaricare il fumo di eventuale incendio che investirà il vano scale e consentire agli ospiti di uscire dalla struttura senza fare il malaugurato salto della finestra, perché quello sicuramente, come è già successo in provincia nel 1976, non fa sicuramente del bene agli ospiti. Ci ricordiamo che nell'attività alberghiera non è solo l'albergo attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, ma ci può essere il serbatoio del gas, ci possono essere i gruppi elettrogeni, ci possono essere le centrali termiche, ci possono essere le cucine, ci possono essere le autorimesse, tutte attività, quando superano certi parametri, soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Questi tipi di attività non sono soggette a proroga, dovrebbero essere oggi già rispondenti alla regola e in possesso o del certificato di prevenzione incendi o della SCIA. Cos'è la SCIA? È una segnalazione certificata di inizio attività di prevenzione incendi. Come diceva prima giustamente il Presidente degli albergatori, la cosa importante forse, e ancora di più di rispetto delle regole tecniche, è quella che riguarda la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sempre per effetto del decreto del legislativo 81 del 2008, il datore di lavoro deve provvedere a fare tante cosette, a mettere in atto la gestione della sicurezza, addestrare il personale. Lo so che per le attività stagionali questo è un grosso problema, perché oggi ha un dipendente che la prossima stagione cambia, che non è preparato, che deve mandarlo a fare dei corsi e quindi non ce l'ha nell'attività. Però la formazione del personale è uno dei fattori più importanti perché se succede qualcosa, quel qualcosa rimanga poco e non si sviluppi. Se uno sa fare un primo intervento è fondamentale, ripeto, perché il poco rimanga poco. Istruzioni della sicurezza che devono essere rese pubbliche. All'interno della nostra Camera ci deve essere un qualcosa che informa gli ospiti sul modo di comportarsi in caso di emergenza. E inoltre il datore di lavoro, albergatore in questo caso, deve provvedere a predisporre un documento che si chiama valutazione di rischi di incendio, deve predisporre un piano di emergenza, ognuno in qualsiasi momento si trovi nella casa deve sapersi comportare in caso di emergenza.
Anche il non far niente fa parte del piano di emergenza. Registro dei controlli, tutte le manutenzioni obbligatorie vanno registrate su un apposito pezzo di carta, dove chi fa le verifiche annota la data dell'intervento e cosa ha eseguito. Sembrano tante stupidaggini, ma invece sono cose fondamentali. Cosa vuol dire gestire la sicurezza? Vuol dire che le porte, le uscite di sicurezza devono essere sempre agibili e non impedite. Vuol dire che le porte antincendio devono essere normalmente chiuse e non tenute aperte con le zeppe, perché se succede qualcosa nessuno va a togliere quella zeppa lì. Se c'è la necessità di tenerla aperta, mettiamoci un magnete che in caso di incendio cessa la sua attività di magnete e rilascia la porta che può chiudersi tranquillamente. E siano tenuti in efficienza gli impianti, sia estintori, sia l'impianto di rilevazione incendio, sia l'impianto idrico antincendio, sia gli impianti di rilevazione del gas, sia le elettrovalvole di chiusura che sono inserite sulle tubazioni del gas. E vado avanti velocemente. Nella reception sarebbe meglio affiggere un cartello con indicati il nome dell'azienda, il numero da chiamare in caso di emergenza, perché è dimostrato che in caso di panico la persona può dimenticarsi anche il proprio nome. Quindi trovare un cartello con scritto il numero di chiamata di soccorso e il nome dell'azienda e la via dove l'azienda è collocata può essere fondamentale per una corretta richiesta di soccorso. E questo è un facsimile che io uso per dare agli albergatori che lo appendono non nascosto sotto l'armadietto, ben sotto le altre carte, ma ben in vista, che in caso di necessità sia facilmente leggibile. Addestramento del personale, fondamentale. Vi racconto un fatto che è successo su un albergo di Mestre 2 mesi fa. Alle 3 di mattina di servizio, un albergo a 4 stelle, portiere Facchino. Parte un allarme antincendio da una stanza, l'allarme viene letto dal portiere sulla centralina antincendio, manda il Facchino al primo piano, stanza 107, da dove è partito l'allarme incendio. E poi mi hanno raccontato la scena anche. Il Facchino arriva, come giustamente qualcuno ha insegnato, mano sulla porta, porta fredda, apre, all'interno c'erano 2 ospiti giapponesi, incendio, perché? Perché qualcuno di loro aveva messo uno straccio sopra la lampada accesa. Quindi fumo e fiamme. Il Facchino prende la lampada con lo straccio, lo deposita nella vasca da bagno, spegne l'incendio e tutto si è risolto in un niente praticamente. Gli ospiti giapponesi hanno lasciato 200 euro di mancia, oltre ad aver pagato le spese del danno al Facchino. Però questo dimostra che se le persone sono istruite su come comportarsi in caso di una piccola emergenza, la piccola emergenza rimane tale, piccola. E tutto si è risolto con un po' di paura da parte degli ospiti giapponesi, più che altro nel vedere una persona estranea all'interno della camera, più che il fumo e l'incendio. Quindi formazione del personale è fondamentale, anche se questo costa sacrificio, perché le persone purtroppo, come dicevo prima, cambiano nell'arco di più stagionalità. Quindi al personale noi facciamo fare i corsi che a seconda delle dimensioni dell'albergo e della valutazione del rischio di incendio sono corsi che possono essere di 4 ore, di 8 ore o di 16 ore. Alcuni di questi, in alcune circostanze gli allievi corsisti devono presentarsi ai vigili del fuoco per superare una verifica dell'apprendimento che hanno avuto. Lasciamo stare i corsi come si fanno. Più che teoria, a queste persone bisogna insegnare come fare questi piccoli interventi, usare correttamente l'estintore, ma più ancora che intervento, io dico che dobbiamo insegnarli a fargli una corretta prevenzione, evitare che l'estintore non sia al suo posto, evitare che l'estintore abbia davanti qualcosa che impedisce il facile accesso, evitare di mettere le zeppe sotto le porte antincendio. Quelle porte, ripeto, in caso di necessità nessuno va a chiuderle.
Istruzioni. All'ingresso dell'hotel, dice la regola, devono essere affisse le piante, le planimetrie. Il vigile del fuoco non conosce tutte le attività, si presenta in un luogo dove c'è un qualcosa che non va, non conoscendo la distribuzione planimetrica della casa. Se si trova una pianta, un disegno, qualcosa che gli indica come è fatta la casa, certamente si muove meglio. E vi racconto che per mia esperienza personale non è facile muoversi in certe condizioni in un ambiente che non si conosce. Questo è un semplice esempio. Noi a casa nostra giriamo al buio perfettamente perché conosciamo a menadito casa nostra, ma se ci troviamo in un luogo sconosciuto, girare al buio è praticamente impossibile. Quindi l'impianto di illuminazione di emergenza o di sicurezza deve esserci e deve funzionare sempre. Quindi deve essere soggetto a una corretta manutenzione. Manutenzione che parola che sta scomparendo dal normale uso dei nostri impianti, perché è un costo. Quindi conoscere dov'è la posizione dell'interruttore generale, conoscere dov'è la saracinesca del gas, conoscere i comandi da porre in atto quando c'è un'emergenza. Tutto questo si chiama formazione del personale. Sto chiudendo. A ciascun piano devono, per lo stesso motivo che dicevo prima, nessuno conosce la casa degli altri, devono essere esposte delle piante che indicano i percorsi per raggiungere le uscite. Quindi, per concludere, il mio suggerimento, mettiamo a posto la casa sotto l'aspetto delle regole di prevenzione incendio, formiamo il personale perché se succede qualcosa, quel poco rimanga poco. Grazie. Molte grazie per il suo intervento e per tante pratiche indicazioni che ci ha dato. Adesso affrontiamo un altro argomento centrale con il geometra Pierpaolo Andreola e parliamo dell'ottimizzazione dei consumi, gestione dell'energia. A lei la parola. Grazie. Scusate che sistemo le slides. Ok, ringrazio tutti i presenti, sono Andreola Pierpaolo, rappresento Sintesi che è un partner di Cortina Style, una società di ingegneria che si occupa assieme al collega Fabiane che avete ascoltato prima di sostenibilità ambientale, di efficienza energetica e di prevenzione incendi all'interno del progetto Hotel e Sviluppo Sinergie di Cortina Style. Allora, io arrivo dopo un tema trattato, un tema spinoso, un tema che affronta gli adeguamenti di prevenzione incendi, quindi un tema che affronta anche la necessità di un adeguamento normativo, ma come diceva il comandante prima, la necessità anche di un passaggio culturale. Il tema invece che voglio affrontare io è un tema legato all'efficienza energetica e rappresenta per noi e dovrà rappresentare per voi anche una grande opportunità. Noi siamo convinti che l'efficienza energetica è una necessità, ma è anche una grande opportunità. E l'obiettivo nostro intendo Cortina Style, è proprio trasformare le vostre esigenze, le esigenze di rendere efficienti le vostre aziende, in grandi opportunità. Perché in grandi opportunità? Perché individuare interventi di efficienza è una modalità per permettere al vostro sistema di abbattere costi energetici, ma soprattutto di creare competitività. Competitività alla vostra azienda, riqualificare il servizio, ed è un leitmotiv di tutto questo convegno, anche in termini di sostenibilità ambientale, soprattutto in una zona come Cortina. Quindi
Per affrontare il tema della riduzione dei costi energetici ci affidiamo a dei passaggi progressivi. Sicuramente è incidente il mercato della buona energia, della buona contrattazione, ma è altrettanto importante l'intervento in termini di efficienza energetica sulla vostra casa, sul vostro edificio, sull'albergo. E se da un lato il nostro progetto Cortina Style vi aiuterà, ed è questo il nostro obiettivo, complesso, però anche articolato con diverse professionalità, alla gestione e alla scelta, assieme alle vostre associazioni naturalmente, del miglior fornitore, il miglior fornitore di materia prima, di energia, sia essa energia elettrica, sia gas metano, sia altri combustibili fossili, attraverso la contrattazione, la scontistica, una struttura anche contrattuale, un'affidabilità tecnica e un supporto post vendita. Altrettanto importante sarà invece l'approccio tecnologico che vogliamo dare, e abbiamo tracciato assieme noi come Cortina Style un percorso che abbiamo chiamato il percorso delle 5 mosse dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Il primo punto sarà il monitoraggio, conoscere quali sono i consumi energetici, intesi, come ho accennato prima, i consumi per il riscaldamento, per la climatizzazione, ma anche per il funzionamento, per l'illuminazione, per il funzionamento delle vostre cucine. Il secondo punto sarà un audit energetico approfondito, una fotografia dell'albergo, delle strutture edilizie, una fotografia delle attrezzature che utilizzate, un'indicazione anche di quanto e come fruite dell'energia. Questi sono tutti dati fondamentali in ingresso per poter poi affrontare un tema importantissimo, che è parametrizzare, quindi individuare dei parametri KPI di performance energetica, di performance rispetto agli altri competitors italiani, ma anche competitors stranieri. Valutare la competitività della vostra struttura ed individuare i possibili interventi in termini impiantistici, interventi in termini strutturali, interventi in termini gestionali. L'efficienza energetica si raggiunge anche attraverso dei sistemi di gestione dedicati, che siano in grado di monitorare, controllare, ripartire, equilibrare i vostri costi energetici. Ma, come dicevo prima, noi abbiamo l'ambizione di trasformare queste che sono necessità in opportunità. Opportunità perché vogliamo creare, come vedete stiamo utilizzando termini propositivi, creare, costruire, creare una lista di criticità, scegliere insieme a voi quali sono i punti delicati, costruire un piano di investimenti. Avrete modo poi di sentire altre professionalità all'interno di Cortina Style che vi parleranno di possibilità di investimento, e attuare gli interventi di risparmio energetico da un lato, ed il passo successivo sarà di certificazione ambientale, che rappresenta un biglietto da visita fondamentale per il vostro futuro. Avremo modo di approfondire assieme poi con Cortina Style le modalità di accesso ai finanziamenti. Se vogliamo creare delle opportunità, dobbiamo anche avere la capacità, ed è questo uno dei nostri punti di forza, di arrivare a poter usufruire dei finanziamenti. E è di ieri la notizia che Regione Veneto ha creato attraverso Veneto Sviluppo un plafond di quasi 50 milioni di euro finalizzati all'efficienza energetica. Ma abbiamo la possibilità di accedere anche a titoli di efficienza energetica, certificati verdi, bianchi, sgravi fiscali
e perché no, come punto d'arrivo, certificazione ambientale. Certificazione ambientale, e mi sento alla presenza della vostra associazione di poter dire una certificazione ambientale che potrebbe essere anche di comparto, che quindi qualifica tutto l'ambiente Cortina. Questo è un po' il lavoro che proponiamo. Noi proponiamo dapprima un check-up di efficienza energetica, un check-up di efficienza energetica che parte da un'analisi dello stato di fatto, quindi la fotografia, i consumi, l'ambiente, l'edificio, per arrivare a un risultato immediato. Il risultato del nostro check-up energetico sarà un programma preliminare di efficienza energetica. Quindi vi diremo, attraverso delle indicazioni, attraverso un approccio di tipo personalizzato, perché ognuno di voi ha esigenze particolari, ha possibilità di accesso anche a finanziamenti personalizzati, quindi sapremo dirvi anche per ogni singolo cliente qual è il miglior percorso per attuare l'efficienza energetica, per raggiungere gli obiettivi di miglioramento in relazione soprattutto sia al punto di partenza e all'obiettivo che voi vi dovrete porre. Questo è il lavoro che Cortina Style si prefigge di portare avanti attraverso il check-up di efficienza energetica e attraverso la multidisciplinarità dei propri tecnici, delle proprie figure che saranno impiegate all'interno di Cortina Style. Bene, io ho concluso, ho cercato di essere molto breve, lascio la parola agli altri miei colleghi. Grazie, ottimo per i tempi e anche per le indicazioni che ci ha dato. Adesso diamo la parola all'ingegner Michele Titton, Studio ITS, lui ci parlerà di soluzioni operative per l'adeguamento alla normativa strutturale e copertura assicurativa. Grazie. Allora, premetto che farò solo la prima parte, la parte strutturale, mentre la parte assicurativa non devo trattarla io, quindi... Allora, in questa presentazione illustrerò il check-up strutturale e nella prima parte vedremo il quadro normativo attuale a seguito degli eventi sismici che sono avvenuti ultimamente. Nella seconda parte vedremo invece le procedure di check-up che gli albergatori dovrebbero ottenere a seguito delle nuove normative appena entrate in vigore. Quindi, in seguito agli importanti eventi sismici che si sono caratterizzati nel territorio italiano negli ultimi decenni, si è assistito a un'importante evoluzione della materia normativa italiana. Ricorderete sicuramente il terremoto dell'Abruzzo del 2009 e l'ultimo terremoto dell'Emilia del 2012. Proprio questo terremoto dell'Emilia del maggio del 2012 è stato un evento sismico che ha creato una serie di scosse che hanno raggiunto una magnitudo di 5,9 in territori i cui comuni sono classificati zona sismica terza categoria, quindi bassa pericolosità sismica. La magnitudo è la quantità di energia che il terremoto emana. Questa quantità è molto alta e la normativa non prevedeva che in quelle zone questi terremoti potessero esistere. Quindi, a seguito del recente terremoto dell'Emilia, verso la fine 2012, esattamente a novembre, i prefetti del Veneto hanno sensibilizzato i sindaci a procedere alle verifiche di vulnerabilità degli edifici e delle opere infrastrutturali strategiche e rilevanti che ricadono anche nei comuni in zona terza, 3 e 4. Quindi il bellunese praticamente ricade in tutta questa zona, perché adesso con la nuova ordinanza le zone 3 e 4 sono entrate in tutto il bellunese. Erano obbligatorie solo in zona 1 e in zona 3. Quindi, detto questo, vediamo nello specifico la normativa, e la normativa ha subito una svolta decisiva con l'ordinanza, la 3274 del 2003, con la quale sono stati emanati i criteri della nuova classificazione del territorio nazionale, classificato quindi in base all'intensità e alla frequenza del terremoti del passato, e prevedendo l'applicazione nelle zone classificate sismiche di speciali norme per le costruzioni. Relativamente alle opere esistenti, indica come le verifiche siano obbligatorie per edifici di interesse strategico,
opere infrastrutturali fondamentali per finalità di protezione civile, edifici ed opere che possono assumere importanza in relazione alle conseguenze di un collasso. Il Veneto, a seguito dell'OPCM, ha redetto il DGR 3645 e tra queste opere ed edifici si segnalano in particolare come attività di tipo alberghiero con capienza maggiore alle 100 unità ricadono sotto l'obbligo della verifica. La norma attuale per le nuove costruzioni del DM 2008 ha recepito tutte le direttive della Comunità Europea e degli Eurocodici. È la norma che attualmente viene utilizzata per la costruzione, la verifica dei nuovi edifici e anche degli edifici esistenti. Quindi la norma attuale dice che è obbligo procedere alla valutazione della sicurezza e alla progettazione strutturale e di adeguamento per chiunque intenda sopraelevare una costruzione, ampliare la costruzione o apportare variazioni di classe e destinazione d'uso o effettuare interventi, diciamo, strutturali generici. Quindi, riassumendo, gli albergatori che hanno alberghi con capienza minore alle 100 unità non hanno nessun obbligo se non fanno nessuna modifica strutturale. Invece, se fanno ampliamenti o sopraelevazioni, fanno il classico progetto e i lavori di adeguamento, ma è già chiaramente previsto da loro nei loro piani finanziari, mentre per gli albergatori che hanno alberghi con capienza superiore alle 100 unità, non penso ce ne siano tanti nel bellunese, se non fanno nessuna modifica o variazione alle strutture, comunque sono obbligati entro il 31 marzo 2013 a eseguire il check-up strutturale e solo pianificare le verifiche e gli interventi. Quindi è richiesto dalla Regione che ci sia una pianificazione di queste verifiche e di interventi. E mentre se invece gli interventi di ampliamento sono previsti, chiaramente fanno il progetto strutturale e i lavori. Ecco. Quindi questa è una serie di dati che adesso non sto ad elencare, che abbiamo bisogno come check-up per capire qual è la situazione della vostra struttura e a seguito di questo risultato vi daremo le indicazioni su come intervenire e anche come affrontare il piano economico e anche dei costi parametrici di intervento e adeguamento. Grazie. Vittorio Zampieri, ecco, diamo a lui la parola, è vicepresidente di Confidi Fidimpresa Veneto. Vi ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato. Per iniziare, credo siano opportune alcune note di presentazione della cooperativa Fidimpresa Veneto, che ricordo era già Union Fidi Belluno. La cooperativa nasce dalla fusione di due realtà del sistema Confcommercio, avvenuta lo scorso 31 gennaio di quest'anno, tra Union Fidi Belluno, costituita nel 1976 all'interno di Ascom Belluno, e Fidimpresa Venezia. Dalla fusione è nata Fidimpresa Veneto, il più importante confidi regionale vigilato da Banca d'Italia, che garantisce oltre 10.000 piccole e medie imprese, con affidamenti in essere per 350 milioni e un patrimonio di garanzia di oltre 31 milioni. L'operatività della nuova realtà cooperativa è basata sui principi della mutualità prevalente, non ha fine di lucro, ed è costituita per assistere finanziariamente le piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio, del turismo, dei servizi sul territorio della Regione Veneto. Le nostre finalità, anche in merito all'argomento odierno, sono agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese turistiche e favorire i processi di sviluppo dell'economia locale. Ora che ci siamo presentati, entriamo nel merito della questione che sono oggetto del convegno di oggi e in particolare quello di individuare le soluzioni per il credito rivolto all'adeguamento normativo per la prevenzione incendi. Sottolineo subito, a scanso di equivoci, che nessuna legge agevolata può sopportare tali determinanti e importanti investimenti. Infatti esiste una disposizione della Comunità Europea che vieta l'utilizzo di finanza agevolata specifica
finalizzata alla messa a norma di qualsiasi intervento la cui realizzazione è prevista dalla legge. Dato scontato l'impossibilità di agevolazioni finanziarie specifiche, oggetto dell'odierno convegno, come dicevo, ecco allora ciò che la nostra cooperativa può offrire alle aziende turistiche che si trovano in difficoltà finanziarie per adempiere il processo di rinnovamento, che ho visto che è enorme, e per sostenere la competizione anche rispetto alle province autonome confinanti. Innanzitutto una maggior forza contrattuale nei confronti del sistema bancario italiano, dovuto alla forza dei numeri che abbiamo alle spalle. Questo garantisce una maggior facilità e sicurezza nell'accesso al credito bancario. Ottenere condizioni bancarie più vantaggiose. In questi ultimi anni i rapporti con la banca sono cambiati e si è perduto il rapporto preferenziale generalmente che l'azienda aveva con il direttore dell'agenzia di riferimento. La concessione del credito non è più competenza della filiale, ma deve sottostare alle decisioni di entità lontane, normalmente, dal territorio, che si rifanno a principi e ai numeri e si rifanno principalmente ai numeri e all'equilibrio finanziario dell'impresa. Finimpresa Veneto, a differenza delle banche, valorizza il dialogo con il territorio, la profonda conoscenza dell'imprenditore e la storia anche dell'azienda. Consolidare e rafforzare le imprese esistenti e quindi garantire la continuità aziendale. La consulenza aziendale, il nostro fiore all'occhiello. Per consulenza si intende consigliare l'impresa nella scelta del tipo di finanziamento in base alle necessità immediate e future. Informare costantemente le imprese sulle migliori leggi agevolative ed eventuali forme di contributo pubblico. A questo proposito, e questa è la seconda parte, vi ricordo i principali strumenti agevolati attualmente disponibili. Innanzitutto la legge regionale 199, che ha un abbattimento del tasso di interesse per gli investimenti delle piccole e medie imprese. Poi la legge regionale 1-2000, 57/99, che ha l'abbattimento del costo del tasso di interesse e contributo a fondo perduto per gli investimenti relativi alle imprese giovanili e femminili. La legge regionale 1894, 33/2, abbattimento del tasso di interesse per gli investimenti delle piccole e medie imprese turistiche. Richiamo la vostra attenzione sui più recenti strumenti messi a disposizione da Veneto Sviluppo, come era stato accennato prima, esclusivamente a sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese, che garantiscono un abbattimento del 50% del tasso di interesse applicato dalle banche. E si tratta del decreto regionale 676 del 2012, misure anticrisi, rivolte alle imprese del settore artigiano, industria, commercio, servizi e turismo. E infine la legge 33/2002, la parte B, la sezione B, rivolta alle imprese turistico-alberghiere. Per cui la nuova liquidità messa a disposizione da questi strumenti può essere utilizzata in parte anche per il sostenimento degli investimenti relativi all'adeguamento normativo per la prevenzione incendi. Per maggiori dettagli in merito potete rivolgervi alle nostre consulenti, noi siamo sempre Union Fidi Belluno, così non ci dimentichiamo dov'è, che vi sapranno consigliare nella scelta finanziaria più adeguata quando l'albergatore si trova a dover affrontare quella marea di norme che ho visto e che anche per me mi hanno chiarito alcuni aspetti anche a me. Un'ultima riflessione. L'obiettivo del sistema bancario è solamente produrre utili, indipendentemente se questo pone a rischio la continuità delle nostre strutture ricettive. La nostra missione invece
questo non in modo generale ovviamente. La nostra missione invece è sostenere le aziende turistiche, perché ogni chiusura è un duro colpo per il sistema turistico, che di conseguenza è un costo per l'intera comunità. Vado al termine. Il futuro delle nostre vallate, della nostra provincia è e rimane il turismo. A differenza dell'industria che può delocalizzare la sua produzione, la nostra delocalizzazione sono le nostre stesse Dolomiti. Per questo dobbiamo impegnarci tutti affinché questo delicato patrimonio, prezioso e delicato patrimonio, non vada disperso. E noi su questo tema faremo al vostro fianco e faremo la nostra parte. Grazie. Grazie, molte grazie dell'intervento che ci ha ricondotto anche al discorso delle Dolomiti, no? Dolomiti UNESCO, che poi riprenderemo. Adesso diamo la parola al presidente di Ospita, il dottor Franco Carmelo Lentini, ci parla di gestione degli alberghi. Io ho preparato delle slide solo per condividere con voi alcune riflessioni. Partiamo da una velocissima panoramica sui cambiamenti del mercato, ma tanto li conosciamo tutti molto bene. Sappiamo che il mercato è sempre più competitivo e in costante cambiamento. Sappiamo che c'è un fenomeno di globalizzazione della concorrenza e questo fenomeno di globalizzazione della concorrenza ha messo tutti in condizioni di competere e tutti lo stanno facendo, e noi ne abbiamo verificato le conseguenze, perché paesi che fino a qualche anno fa assolutamente non ci facevano nessun timore, non provocavano nessun timore la nostra potente forza di penetrazione del mercato come paese Italia, oggi stanno diventando dei competitor pericolosi e molto agguerriti. Le attese del cliente dimostrano una crescente attenzione alla qualità, in tutti i sensi questo termine deve essere declinato sia in termini di qualità delle strutture che in termini di qualità del servizio, qualità della comunicazione e qualità della capacità di essere competitivi nel mercato. Cambia il quadro di riferimento dei canali di vendita, si considera il mondo come un unico territorio sul quale le distanze si misurano principalmente in ore di volo e non più in costi. L'avvento del volo low cost ha completamente stravolto i termini del raffronto della competizione sui mercati. Oggi, quando un qualunque soggetto decide di scegliere la vacanza, il costo del viaggio, il costo dello spostamento è l'aspetto più irrilevante. Quindi oggi noi ci troviamo a competere con il pianeta e non più con la destinazione della vallata a fianco. Quindi abbiamo la necessità di uniformarci agli standard internazionali, non più un prodotto tipico locale che sia estraneo a quelli che sono i concetti di standard di prodotto che ormai a livello internazionale sono stati riconosciuti e che i mercati internazionali pretendono e attendono. Quindi visibilità, canali di vendita, fidelizzazione, trasparenza dell'offerta, contenuti qualitativi e innovativi del prodotto diventano strumenti strategici indispensabili per la sopravvivenza dell'impresa alberghiera. Questo come panoramica molto rapida. Quello che volevo un attimino verificare con voi è l'evoluzione dell'offerta alberghiera, cioè mentre tutto questo accadeva, cosa succedeva nell'offerta alberghiera italiana. Se noi diamo un'occhiata a quello che è successo nell'offerta alberghiera dal 90 più o meno ad oggi, attraverso tutta una serie di eventi abbastanza importanti che hanno caratterizzato questo periodo, guardando i dati aggregati, vediamo una situazione che sembra quasi immutata, cioè abbiamo un 8% in meno di unità produttive e un 12% in più di camere disponibili. Quindi questo all'apparenza fa immaginare uno scenario statico. Se noi invece questi dati andiamo ad analizzarli in modo disaggregato, vediamo che c'è una forte diminuzione delle strutture a 1 stella e a 2 stelle e invece una forte crescita delle strutture a 3, 4 e 5 stelle. Quindi che cosa significa in buona sostanza tutto questo? Che si è modificato l'incidenza della categoria all'interno dell'offerta globale e
i due fenomeni più rilevanti sono che le aziende a una stella, che 20 anni fa rappresentavano quasi il 40% dell'offerta, oggi sì e no arrivano a superare il 10%, mentre le aziende a 3 stelle, che erano un quarto dell'offerta, oggi sono arrivate a rappresentare la metà dell'offerta alberghiera. Quindi l'apparente immobilità del settore nasconde una dinamicità interna frutto di una generale azione di riqualificazione delle strutture ricettive. Questo processo non ha modificato comunque lo scenario di parcellizzazione dell'offerta che abbiamo in Italia, che sappiamo bene che è una tipicità, una caratteristica tipica solo del nostro territorio. Voi sapete che la media delle dimensioni sono poco superiori alle 30 camere in Italia, cioè la metà di quello che accade nel panorama dell'offerta europea. E questo rende critica la situazione in termini di evoluzione dell'offerta, perché voi sapete bene che oggi competere su un mercato così difficile e complesso per un'azienda di piccole dimensioni è molto più difficile che per un'azienda grande e strutturata. Quindi abbiamo visto che a partire dagli anni 80 gli imprenditori del nostro settore hanno capito che il mercato era cambiato e quindi hanno investito nel rinnovamento delle loro strutture. Hanno investito molto nella componente hardware, quindi costruito nuove camere, acquistato nuovi arredi, nuove attrezzature, abbellito gli alberghi, adeguamenti alle normative cogenti di settore e quant'altro, ma non hanno investito nella stessa maniera per quella che io chiamo la componente software, cioè tutto ciò che è rappresentato dalla componente immateriale dell'offerta alberghiera. Poi sappiamo bene che cosa è successo, è arrivato il 2008 e dal 2008 noi stiamo vivendo la prima vera crisi strutturale nel nostro settore dal dopoguerra. Noi negli ultimi 40 anni abbiamo vissuto occasionalmente come settore turistico delle crisi, ma sono sempre state delle crisi congiunturali. Anche quando ci apparivano inizialmente molto pericolose e critiche, penso alle guerre del Golfo, penso ai fatti delle Torri Gemelle a New York, di fatto non sono mai durate, in termini di crisi reale di calo della domanda, più di 6 mesi. Dal 2008 invece stiamo vivendo la vera prima crisi strutturale e sono già 6 anni e sappiamo quanto sarà difficile riuscire a uscirne bene. Questo cosa ha comportato? La fine di tutte le rendite di posizione che sono sempre state una componente forte della nostra offerta, perché alcune destinazioni, ma anche proprio come caratteristica tipica dell'attrattività che il nostro Paese aveva avuto negli anni verso i mercati principali di riferimento, questo ci ha consentito di gestire le nostre aziende consapevoli di avere un forte posizionamento sul mercato dettato a una forte pressione della domanda. Quindi a questo punto dobbiamo inventarci un futuro diverso, trovare dei percorsi nuovi. Quindi a questo punto dobbiamo adottare tutti quegli strumenti che sono indispensabili per competere sui mercati e che sono utili all'ottimizzazione sia dell'area gestionale che dell'area commerciale delle nostre aziende. Li cito rapidamente. Tutti sappiamo, ad esempio, c'è un fatto abbastanza interessante da valutare, la selezione e la formazione del personale. Perché la cito? Tutti sappiamo che il primo costo di qualunque azienda alberghiera è il costo del personale. Tutti sappiamo che la qualità percepita dal nostro cliente, dell'offerta che noi diamo, è molto condizionata dalla capacità di tutto lo staff di erogare servizi all'altezza di quelli che sono gli standard che noi abbiamo immaginato. Bene, c'è una scarsa consuetudine nel settore alberghiero indipendente italiano a investire risorse nel momento della selezione, che è un momento strategico importantissimo perché sto scegliendo le persone, quindi le professionalità che inserirò in azienda e a cui affiderò alcuni ruoli, tutti. A cui affiderò tutta una serie di servizi che sono
importanti per il successo della mia impresa. Abbiamo fatto in passato alcune analisi su quanto incide il budget della formazione all'interno del bilancio delle aziende alberghiere indipendenti. Non vi dico il risultato perché è vergognoso, cioè è molto vicino allo zero, mentre la formazione è uno strumento indispensabile per continuare a tenere uno standard di servizio ai livelli che noi abbiamo immaginato e che vogliamo mantenere, cosa che fanno, come sappiamo bene, tutte le grandi catene alberghiere internazionali. Su questa cosa si dovrebbe parlare un'ora, ma sarò velocissimo. È stato provato da studi abbastanza qualificati americani che un'organizzazione immaginata, strutturata, codificata consente a parità di mezzi e strumenti a disposizione di risparmiare fino al 30% all'interno di un'azienda. Pochissime aziende si dedicano all'ottimizzazione dei processi, alla codifica delle procedure, alla regolamentazione dei percorsi di erogazione di servizi. Tutte le catene internazionali hanno tomi pesantissimi con gli standard di servizio, gli standard di servizio e gli standard di prodotto. Credo che qualcosina si potrà fare anche nel nostro settore. Questo è un argomento che ha molto a che fare con uno delle attitudini che io più considero critiche del nostro settore. Nel nostro settore abbiamo scarsa attitudine a implementare un sistema di controllo di gestione, cioè di contabilità industriale, che ci consente di tenere sotto controllo seriamente i nostri costi, ma abbiamo una forte attenzione al risparmio. Al risparmio come concetto generico, come concetto che di fatto io reputo un concetto vuoto, privo di significato, perché il risparmio tout court porta all'impoverimento dell'azienda, alla sua uscita dal mercato, mentre una corretta e sana amministrazione consente all'azienda di essere competitiva. Il benchmark è un altro degli strumenti che dobbiamo assolutamente introdurre nelle consuetudini delle nostre aziende. Non possiamo competere sul mercato se non teniamo sotto controllo i nostri competitor, se non sappiamo cosa fanno, se non sappiamo qual è il loro livello di posizionamento e quindi confrontando le nostre performance in termini di tassi di occupazione e di ricavi medi camera con quello che sta accadendo nel bacino dove noi siamo collocati. Oggi si lavora con tariffe flessibili, non esistono più i modelli dei listini e quindi lo Yield Revenue Management è quello strumento che ci consente di gestire la tariffa variabile sui mercati, soprattutto veicolati tramite il web, ma fatto con competenza, con l'obiettivo di ottimizzare il tasso di occupazione al massimo prezzo possibile, il massimo prezzo consentito in quel momento dal mercato. La web reputation, con tutta la polemica che sappiamo bene di TripAdvisor, è comunque un dato da tenere in grande considerazione, visto e considerato che esistono questi strumenti che consentono a uno strumento che è sempre stato fortissimo, perché il passaparola sappiamo bene quanto abbia pesato da sempre nella creazione di una buona o una cattiva reputazione da parte di qualunque prodotto o servizio. Oggi ha un volano di comunicazione che si chiama web, che genera quindi un ritorno in termini di efficacia estremamente più importante, quindi va gestito. Tutte le catene hanno programmi fedeltà. Oggi esistono degli strumenti per mettere a disposizione anche dell'albergo dipendente la possibilità di creare un programma fedeltà che consenta di legare e fidelizzare il cliente e quindi dare un vantaggio in più al cliente ricorrente che torna nella nostra struttura. Questo è l'ultimo punto, cioè per uscire dalla competizione basata esclusivamente sul prezzo noi dobbiamo creare valore, cioè riempire di contenuti la nostra offerta in modo da generare una percezione di valore nel mercato e quindi vendere il nostro prodotto a un prezzo più alto di quello che l'offerta media del nostro territorio offre in quel momento. Solamente se noi investiamo sulla qualità dei servizi, sull'innovazione e sulla diversificazione del prodotto possiamo avere delle opportunità in questo senso. Quindi questo significa posizionamento del nostro prodotto sul mercato.
come sviluppare questi 8 punti sarà occasione di prossimi incontri chiaramente che faremo con Cortina Style. Io ho finito, lascio la parola ad Ambra e a Luca che vi racconteranno di un bel progetto. Una informazione importante per gli albergatori. Noi al nostro stand, insieme a tutte le varie proposte di check-up, proponiamo anche un check-up architettonico di interior design. Questo perché? Perché confrontandoci con tutte le realtà di investitori su Cortina, abbiamo capito che un problema enorme degli alberghi è proprio quello della necessità di rinnovarsi anche dal punto di vista proprio del loro design e della loro appetitività anche, no? Cioè dell'offerta che c'è. Nel fare questo ci siamo accorti che spesso, intervenendo nel fare il restyling di una stanza, riusciamo automaticamente con gli stessi tempi, modi e costi a sopperire anche a tutte le parti mancanti della normativa energetica, antincendio e antisismica. In pratica, dicendo due piccioni con una fava, in realtà qui riuniamo tantissime cose. Non ultimo il discorso dei fondi. Ecco, prima anche il dottor Zampieri ci faceva notare che non vengono elargiti, se ho ben capito giustamente, fondi per mettersi a norma, nel senso che viene già dato per scontato che una struttura alberghiera debba, nel momento in cui tiene aperte le porte, essere a norma per poter esercitare. Invece che cos'è che viene premiato anche dalle varie strutture? Mi fa piacere, vedo anche alcuni istituti bancari con i quali collaboriamo spesso, qui presente. Ecco, l'innovazione, il creare e migliorare il prodotto, cioè arrivare a dare un albergo nuovo, bello, convincente. È un motivo in più per investire nella propria struttura, perché oggi l'albergo è un'industria, non è più una casa, non dobbiamo più guardare all'albergo come il mattone, cioè è cambiato completamente il principio. Se io devo fare una stima commerciale, come architetto, non posso più fare una stima basata sul valore immobiliare dell'albergo. Il valore di quella struttura è un valore completamente diverso e una delle componenti più importanti è proprio quella della struttura appunto impiantistica, eccetera, eccetera, ma anche del design. Concludiamo. Sì, noi volevamo anticiparvi quello che è un nostro progetto, un lavoro che stiamo in questo momento creando. È una proposta di Cortina Style Hotel Resort, questo è una sorta di brand che noi stiamo formando per creare un hotel che abbia proprio le suggestioni dolomitiche. Ci tengo a dirlo perché, come si vede dalla scritta in fondo, noi da poco siamo anche diventati soci sostenitori della Fondazione Dolomiti UNESCO, quindi noi ci piace dire che comunque siamo capaci di portare le emozioni e le atmosfere del territorio in cui lavoriamo anche in giro per il mondo. Con questo prodotto andremo ad aggredire dei mercati anche fuori dall'Italia per portare appunto in giro quello che è uno stile per noi territoriale, uno stile unico, uno stile che ci è stato insegnato da generazioni di persone, di artigiani e professionisti prima di noi e che quindi ha creato una storia che per noi è molto 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 importante, perché è una storia che racconta un passato appunto importante e ricco di esperienze, ricco di arte. Vi faccio andare un po' le immagini, appunto, sì, scusate che questa. Appunto, questa è una brochure che racconta un po' come potrebbe essere composto questo albergo che racconta Cortina, racconta le Dolomiti, racconta i nostri territori. Noi abbiamo immaginato le varie sezioni, quindi le varie sezioni dell'albergo, passando prima però attraverso una piccola sezione che racconta le atmosfere sempre del territorio da cui tutto questo nasce. Quindi vi raccontiamo di Cortina, vi raccontiamo delle Dolomiti, dei personaggi che l'hanno attraversata, che l'hanno resa comunque famosa nel mondo, che l'hanno apprezzata
perché l'hanno apprezzata, grazie ai panorami, alla natura incontaminata, alle bellezze uniche al mondo, appunto riconosciute patrimonio dell'umanità, quindi Cortina con tutti i suoi suggestivi panorami. E da qui passiamo all'interno, a quelle che sono per noi le prime zone che l'ospite vede quando entra all'interno dell'albergo, quindi le zone di accoglienza, i living space. Living space che sono sempre testimoni di una cultura grazie ai loro materiali, si parla sempre di legno anche antico, di materiali pregiati, di ferro battuto, di pietre, di tutti i materiali che comunque compongono la nostra tradizione architettonica. Materiali che vengono poi trasformati ovviamente dalle sapienti mani di maestranze locali, territoriali, che hanno nella loro storia imparato appunto a fare queste cose, quindi portano avanti un know-how costruttivo, un know-how artistico molto, molto profondo, molto importante. Ovviamente certo. Ecco, volevo dire che questo è un progetto pilota che stiamo portando appunto all'estero con una grossa struttura di Milano. Questo si chiama marketing sicuramente, però è un canale che a noi servirà per portare l'eccellenza delle lavorazioni speciali degli artigiani, delle maestranze delle aziende, di tutte le ditte di Cortina in giro nel mondo, con l'eccellenza di Cortina. Questo per esempio è un locale che ha avuto, lo cito sempre come esempio, è un ristorante di Cortina che ha deciso di investire. Abbiamo creato un team, in pochissimo tempo siamo riusciti veramente in pochi mesi a rifare completamente una struttura che prima era anonima e non era particolarmente appetibile, nonostante la bravura del gestore che è bravissimo nel cucinare, nel vendere i prodotti, i vini, eccetera, eppure non aveva una struttura adeguata. È riuscito, con il nostro aiuto, con la nostra struttura, in pochissimo tempo a realizzare una struttura di eccellenza che oggi è visitata con grande piacere da tutti. Ecco, appunto, come faceva notare Ambra, poi noi comunque ci teniamo a dire che comunque fondiamo tutte le arti, fondiamo tutte le capacità artigianali per creare comunque un prodotto unico, e con questo portiamo avanti anche quello che è un insieme di sensazioni, non è solo architettonica l'esperienza che noi vogliamo proporre, ma ovviamente va a fondersi con i gusti enogastronomici e tutto il resto, perché comunque noi andiamo a creare una proposta il più completa possibile. Adesso vi faccio una veloce carrellata. Questi sono gli spazi esterni, le terrazze, gli spazi sempre diciamo intesi come living, fino ad arrivare, sempre spazi di soggiorno, fino alle stanze, la parte più, diciamo, più intima, più raccolta dell'albergo, quindi sempre molto ricca, molto accogliente, molto preziosa nelle sue finiture. Queste sono varie proposte di stanza. Passiamo poi a una carrellata di situazioni, dalla palestra alle zone spa. Lo shop, a noi piacerebbe proporre un albergo che al suo interno abbia anche lo shop per vendere sia prodotti di design disegnati da noi e realizzati ovviamente dalle nostre maestranze, sia prodotti di gusto comunque sempre italiano. E poi, vabbè, queste sono immagini di contorno che vanno sempre a completare quello che è l'atmosfera dolomitica, fino a una carrellata sui dettagli resi ovviamente sempre preziosi dalle lavorazioni e dalle mani degli artigiani. Ecco, in pratica questo sarebbe il prodotto che si chiama hotellerie ed è un prodotto specifico per gli alberghi esistenti italiani, dove vediamo che con investimenti anche molto piccoli riusciamo a rifare sì il look, però anche intervenendo in modo importante su tutta la parte, ripeto, strutturale, gestionale, eccetera. Speriamo di avervi dato un grande supporto. E noi presso il nostro stand poi lì abbiamo una serie appunto di tutti i check-up spiegati, ma quello che vi chiediamo di fare è il passaparola. Passaparola, perché alla fine per noi
in questi 20 anni di lavoro su Cortina, sul territorio, abbiamo visto che è la cosa più importante. Gli albergatori sono una categoria importante che insieme al mondo dell'artigianato e della piccola industria costituiscono la provincia di Belluno, costituiscono il cuore pulsante. Da anni parliamo di sinergia, parliamo di fare rete, mai come adesso è giunto il momento. Io vedo grandi risultati su chi ci crede, su chi si impegna, anche con piccole risorse, con grandi difficoltà che sono comuni a tutti, però non mollate, facciamolo diventare un'opportunità di sviluppo e di crescita. Il fatto di investire significa avere poi anche dei ritorni, perché tutto il territorio vi viene dietro. Ripeto, è il patrimonio dell'umanità non per niente. Abbiamo davvero una provincia che è splendida, quindi diamogli forza. Diamo subito la parola al Presidente, prego. Io ringrazio perché effettivamente nel percorso di riqualificazione, lo stile, la qualità, nella competizione planetaria, dobbiamo essere consapevoli e quindi io credo che le associazioni di categoria dovranno per forza far maturare la consapevolezza dei forti limiti ma anche delle forti potenzialità che l'UNESCO e che il territorio ha. Ma prima, quando sono intervenuto, mi sono dimenticato di ringraziare la Banca Popolare di Vicenza, perché noi qui stiamo parlando di tutte cose giuste, ma ricordiamo che tutto si innesca in un momento è assolutamente difficilissimo sotto il profilo di redditività dell'impresa e finanziario. Con Federalberghi Belluno e Cortina, l'istituto, e visto che è anche presente voglio in particolar modo ringraziarlo, ha stanziato, sta stanziando un budget proprio per gli investimenti degli alberghi e spero che questa banca sia anche uno sprono per gli altri istituti bancari e soprattutto per la finanziaria regionale anche. Primo sentito, sì, un investimento importante per l'energia, però ricordiamoci che è veramente indegno che anche l'adeguamento normativo non trovi finanziamenti. Quindi grazie alla banca perché aiuta la nostra categoria a resistere e a crescere in un momento di grande difficoltà. Perdonatemi se mi sono inserito. No, è un giusto richiamo, anche perché adesso, dando la parola a chi vuole intervenire per qualche domanda, volevo sottolineare 2 o 3 aspetti che penso che siano significativi di questo incontro, no? Uno mi pare la conoscenza, cioè siamo venuti a conoscere, chi più chi meno, insomma, esperti o meno, una problematica, una necessità, delle scadenze che ci sono entro la fine dell'anno che possono diventare però delle opportunità. Molto spesso poi chi si trova di fronte a delle scadenze e ha un'impellenza di risolvere il problema non sa a chi rivolgersi. Allora qui scatta il secondo aspetto, cioè il fatto di sapere che c'è un pool di professionisti che in qualche maniera possono fornire consulenza e soluzioni in maniera coordinata è già un altro aspetto secondo me significativo che è emerso oggi. Dopodiché, così da semplice spettatore, perché a me piace scrivere e occuparmi di cose di cui non so niente, perché così riesco in qualche maniera poi a spiegarle e a scriverle in maniera chiara per i miei lettori che giustamente hanno diritto di non saper niente. Una sintesi di un incontro di questo genere, Presidente, io la porterei all'interno di un vostro prossimo appuntamento di categoria, perché oggi diciamo, Cortina Style e l'Associazione Albergatori hanno promosso questa cosa, però in qualche maniera sarebbe anche interessante che loro venissero a casa vostra quando avete un appuntamento in cui saranno molto più presenti le associazioni, perché, cioè i vostri iscritti, perché sarà un'assemblea o un appuntamento che potrete organizzare. Allora in questo caso offrire uno spunto a tutti gli albergatori e dire guardate c'è anche questa opportunità, rientra non solo nel discorso del passaparola ma anche nel discorso di venire a casa vostra a presentare se possibile delle soluzioni nel momento in cui voi parlerete anche dei problemi, perché poi quando ci sono queste assemblee, questi incontri si parla dei problemi. Anche nel momento in cui fate un'assemblea io penso che sia interessante poter affrontare questi argomenti e avere eventualmente delle soluzioni, se non altro da proporre per alimentare il dibattito. Non so se penso che qualche domanda
possa essere sorta all'interno del pubblico, quindi siamo a disposizione se avete qualche chiarimento da richiedere, qualche approfondimento. Ecco, quindi Banca Popolare di Vicenza. Buongiorno a tutti, sono Donatella Darolde, sono la responsabile di area Belluno della Banca Popolare di Vicenza. Allora intanto ringrazio il Presidente di Federalberghi che ci ha appunto citati in quanto banca del territorio e banca quindi attenta a quelle che sono le esigenze delle nostre realtà territoriali e quindi delle piccole e medie imprese che nell'ambito del turistico alberghiero sono proprio i nostri 400 alberghi della provincia. Allora, volevo dire che chiaramente i miracoli di questi tempi, insomma, non si fanno, insomma, e anche l'esempio che portava prima il presentatore, insomma, dell'esperienza Anton Veneta a cui si riferiva, sono esperienze del passato in un certo senso, e quindi tutto quello che sono le nuove regole che sono in atto in questo momento, anche in un momento di profonda crisi economica, impongono anche al sistema bancario ovviamente di avere dei comportamenti che sono molto più anche tecnici rispetto al passato, e quindi quella che è l'analisi poi del merito di credito delle singole realtà che si propongono devono avere la giusta valutazione, perché altrimenti si trasformano poi in problemi che sono molto più pesanti per il mercato. Certamente noi siamo appunto una banca popolare, quindi come diceva prima il dottor Zampieri, che è vicepresidente appunto di Fidimpresa Veneto, siamo una banca territoriale che quindi ha nel suo DNA il fatto di essere vicina proprio alle realtà del territorio che lo compongono. Noi abbiamo 16 filiali in provincia e siamo sicuramente a disposizione di tutti coloro che hanno un progetto e che quindi sono in grado di sottoporcelo. Collaboriamo in particolare proprio con Fidimpresa e stiamo cercando di realizzare appunto uno strumento operativo che consenta proprio di andare anche a finanziare tutta la progettualità con riguardo appunto all'adeguamento delle strutture, in particolare anche dell'adeguamento per quel che riguarda le norme antincendio, e speriamo quindi di poter essere partner. Abbiamo, ripeto, 16 filiali in provincia, ci manca Cortina d'Ampezzo, dove però abbiamo un qualcosa che sta per andare in porto, e quindi mi auguro che possa funzionare. E sicuramente comunque nell'epoca di internet il fatto di non avere poi lo sportello fisico in un paese, in una realtà, non è che in qualche modo si frapponga la possibilità di operare, quindi insomma siamo presenti, ci siamo, vogliamo esserci e mi auguro che possiamo fare un buon lavoro insieme. Grazie a tutti. Allora ringraziamo chi ha organizzato, e quindi Cortina Style, l'associazione albergatori di Cortina, ringraziamo gli esperti che sono intervenuti e che ci hanno chiarito un po' le idee su queste problematiche, e ringraziamo chi è venuto ad ascoltare, rimanendo poi a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso. Buona giornata.